Amici di Fanner, appassionati di futsal maschile, ben ritrovati dal Pala Olgiata, Serie A2, Girone B, 19ª giornata. Si sfidano i padroni di casa dell'Olympus Olgiata contro il Real Team Matera. Sì. Non stai. Comincia in questo momento il match con il primo possesso in favore degli ospiti che provano a portarsi subito in avanti. Tiro che finisce a lato di poco. Deviato, sarà calcio d'angolo, il primo subito della gara. Alla battuta Massa, alla in mezzo deviata, contropiede Olympus. Si ferma Osmi Garzia, osserva il piazzamento dei compagni, buono il filtrante, l'uscita di Taibi, regolare sul pallone, riparte immediatamente il portiere ospite sulla destra, palla in mezzo, recupera ottimamente la squadra di casa. Subito occasione, il sinistro di Nurchi, deviato in out, ritmi subito vibranti, rimessa in gioco, battuta. Nurchi, attaccato da due avversari. Bavaresco. Si intendono i due. Ancora Nurchi. Ritmi subito alti in questo avvio di gara. Gattarelli. Sempre per Nurchi. Bavaresco. Si accentra, scarica ancora all'indietro, dove c'è Massa. Ottimo il fraseggio del Real Team Matera in questo avvio di gara. Recupera Osmi Garzia, contropiede, 3 contro 3, rimpallato da due avversari. Bavaresco, subito cambio di fronte, Massa la rimette in mezzo, non c'è deviazione, sarà ancora rimessa laterale. Inizio pimpante della squadra ospite, che si è portata già 2 volte in avanti pericolosamente.
Del Ferraro ora imposta per l'Olympus. Scambia con Osni Garcia. Da quest'altra parte c'è Borsato, ancora Garcia. Destro rimpallato Del Ferraro. Marchetti tenta di rispondere con Borsato, il bomber dell'Olympus Solgiata. Non c'è fallo ai danni di Massa, dunque sarà semplice rimessa laterale. Verrà battuta dal numero 2 Osni Garcia. Si fa vedere Borsato, vuole la conclusione, ribattuta, serie di finte. Sarà ancora fallo laterale. Del Ferraro chiama lo schema. Serve Borsato, 1 contro 1. Borsato si accentra. Regolare l'intervento ai suoi danni da parte di Gattarelli. Può reimpostare con calma l'azione offensiva il Real Team Matera. Sinistro rimpallato, in questo caso di Bavaresco. Osni Garcia. Borsato, 1 contro 1, face to face con Bavaresco. Ancora Borsato, filtrante buono in mezzo, in area di rigore. Non c'è fallo, tutto regolare. Bavaresco supera adesso la linea mediana del campo. Da quest'altra parte c'è Gattarelli, non lo serve. Recupera il pallone l'Olympus. Taibi non trova Bavaresco sull'out di sinistra. Rimessa in gioco per l'Olympus Solgiata con Del Ferraro, centrale per Osni Garcia. Si fa vedere in avanti ora la squadra di casa, che non si è fatta intimorire dall'avvio pregiudicato degli ospiti. Il sinistro deviato da parte di Borsato, sarà calcio d'angolo, il primo di questo match per i padroni di casa. Osni Garcia la battuta. Battuto male questo corner. Contropiede, 3 contro 2. Nurchi ha la palla sul sinistro, tenta il filtrante. Lancio in avanti. Palla che sbatte sul palo. Può comodamente essere rimessa in gioco da Taibi. Gattarelli con calma ora, tenta il face to face, scarica all'indietro dove c'è Massa. Si fa vedere ancora Massa, non c'è spazio, dunque si ricomincia da Nurchi. Ben chiusa in difesa ora l'Olympus Solgiata, non c'è spazio per il Real Team Matera, che comunque mantiene il possesso di palla. C'è un fallo da parte di Marchetti in ritardo, sarà calcio di punizione. Battuto all'indietro dove c'è Massa che allarga. Si ricomincia da Taibi, va direttamente in porta Taibi. Di Porto non ha alcun problema, la palla scorre sul fondo. Si dovrà ripetere la rimessa del portiere effettuata in questo momento. È entrato nel frattempo Leandrigno per l'Olympus. Osni Garcia tenta il filtrante dall'altra parte, buono, deviato il cross da parte di Del Ferraro. Sarà rimessa in gioco in zona alta. Battuta in mezzo, pericolosamente rimane lì Leandrigno in area di rigore. Il rimpallo lo sfavorisce. Ha effettuato il suo ingresso in campo anche Velasquez con il numero 7 per l'Olympus. Taibi all'impostazione rischiosa, va in porta. Di Porto la fa sua. Leandrigno, c'è un po' di spazio per l'Olympus. Ancora Leandrigno. Osni Garcia. Da quest'altra parte Velasquez in mezzo, in scivolata, l'intervento regolare comunque del difensore.
spezza via la difesa dell'Olympus, anzi del Real Team Matera. L'Olympus si mantiene in zona alta. Velasquez, corto all'indietro dove c'è Del Ferraro, scambia ancora con Velasquez. Leandrinho, buono l'1-2, Osni Garcia, 1 contro 1 con Nurchi, se ne va in mezzo a 2 molto bene. L'intervento di Massa, pulisce l'area, c'è un po' di spazio, Velasquez dall'altra parte, rimane lì il pallone in area di rigore, risolve tutto Massa, calcio d'angolo, ma si è svegliata l'Olympus. Del Ferraro al volo, la grandissima parata di Taibi, grande giocata su azione di corner, coordinazione perfetta di Del Ferraro. Taibi si supera in calcio d'angolo, difende a zona la squadra ospite, al volo Leandrinho, se la cava Taibi che rilancia immediatamente dove c'è Nurchi che prova il sinistro. Di Porto non ha problemi. Velasquez con calma ora, l'Olympus all'impostazione. Leandrinho sbaglia il tracciante, si spiega con il compagno. Taibi, lancio lungo morbido in avanti, era solo Gattarelli, palla sul fondo. Osni Garcia, Leandrinho, fraseggio positivo dell'Olympus Olgiata che è andata vicinissima al gol, soltanto un grandissimo intervento di Taibi ha detto di no. Osni Garcia, sbagliato il passaggio, comoda la rimessa laterale che verrà effettuata dal numero 5 Massa. Battuta lunga in avanti dove c'è Bavaresco, contrastato regolarmente da Del Ferraro. Rimessa in zona alta, sinistro di Nurchi rimpallato, tiro dalla bandierina. Difesa sempre a zona, sul secondo palo Bavaresco tenta la coordinazione, palla altissima. Di Porto rilancia in avanti, Taibi di testa deve uscire dall'area, si scontra anche con Gattarelli, non ci sono conseguenze. Anzi sì, Taibi ha accusato il colpo, si ferma il gioco. Ristabilisce Taibi, può riprendere il gioco. Velasquez, battuta corta, la rimessa all'indietro dove c'è Del Ferraro che tenta di allargare, nulla di fatto, è entrato dalle molle per l'Olympus Olgiata. Velasquez se ne va, non c'è fallo, palla che scorre sul fondo. Con le mani Taibi, prova Bavaresco che se ne va in mezzo a 2. Buono il tocco corto per Massa. Sono un po' di spazio ora in avanti. Bavaresco messo giù, calcio di punizione dal limite dell'area. Sul pallone ci sono Nurchi e Massa per il Real Team Matera.
Un solo uomo in barriera scelto da Di Porto. Parte Nurchi col sinistro, con i piedi Di Porto. Riparte Leandrigno. E va col destro, palla che sfiora il palo. Deviata, sarà calcio d'angolo per l'Olympus. Rimane fuori Del Ferraro, riceve il pallone. Leandrigno, 1 contro 1 con Nurchi, allarga dove c'è Dalle Molle. Murato chiama lo schema Velasquez per il fallo laterale. Capisce tutto Massa e mette il pallone fuori. Leandrigno scambia con Dalle Molle, dall'altra parte Velasquez, tenta il filtrante, non ci arriva. Leandrigno, Del Ferraro subito per Velasquez, Dalle Molle, attaccato da Gattarelli, cambio di lato dove c'è Leandrigno per Dalle Molle, esterno della rete, si fa viva l'Olympus dalle parti di Taibi. Massa, Bavaresco deve liberarsi in fretta del pallone, non si capisce con il compagno. Rimessa Velasquez, Leandrigno, è rientrato Osni Garcia per Leandrigno, fermato in fallo laterale da Bavaresco. L'ultimo uomo è Osni Garcia. In area c'è Dalle Molle, tocco corto per Leandrigno, libera a fatica la difesa del Real Team Matera, in difficoltà in questo frangente. Leandrigno supera adesso la linea della mediana del campo, tenta il tracciante per Dalle Molle, impreciso. Massa sbatte su Borsato, rimessa in gioco che verrà effettuata dal solito Taibi. Lancio imprendibile per Gattarelli. Osni Garcia, a testa alta, cerca e trova Borsato, controllo non perfetto, mantiene comunque il pallone in campo. Borsato, 1 contro 1, all'indietro Leandrigno. Osni Garcia in mezzo sul secondo palo, palla buona ancora di Eugenio, sbatte su Taibi. Osni Garcia, di Eugenio, il nuovo entrato per Leandrigno. Borsato, spalla alla porta, si gira, la grandissima parata in calcio d'angolo di Taibi. Battuto subito, Osni Garcia, ha la palla sul sinistro, la riporta sul destro. Buono il filtrante, Borsato, finta, ancora Osni Garcia, il tiro, non c'è deviazione, palla che scorre sul fondo, anzi sì, calcio d'angolo. Si lamenta per la decisione arbitrale Taibi, ma c'è calcio d'angolo. Ultimo uomo Borsato, fuori area, pallonetto, si coordina al volo di Eugenio, non è perfetto il suo tentativo, sarà comunque ancora rimessa per l'Olympus. Borsato di Eugenio, Leandrigno, face to face con Bavaresco, filtrante, ancora Leandrigno, palla di un nulla al lato, che rischio per il Real Team Matera. Time out.
Rilancio di Taibi, riprende in questo momento il match dopo il time out richiesto dal Real Team Matera. Sfera in possesso dell'Olympus. Borsato, centrale per Leandrigno, 1 contro 1, fermato molto bene da Massa, contropiede, 2 contro 2. Massa va direttamente al tiro, murato da Osmi Garcia in fallo laterale. Nurchi. Dall'altra parte Massa ha di fronte a sé Borsato, preferisce scaricare all'indietro dove c'è Taibi. In palla, conclusione altissima di Porto, subito per Osmi Garcia, controllo così e così e dunque cambio di fronte, recupera ancora molto bene Osmi Garcia e serve Leandrigno, velocissimo, il numero 12 subisce fallo, calcio di punizione. C'è un cambio per il Real Team Matera, entra il numero 6 De Sousa, esce il numero 5 Massa. Punizione battuta all'indietro Leandrigno, 1 contro 1, tenta il sinistro, viene murato da Nurchi, la rimessa in zona altissima, molto vicina alla bandierina del calcio d'angolo. Si avvicina Eugenio e può andare col sinistro, murato. Borsato, dall'altra parte di Eugenio, ancora Borsato, al lato di 1 metro, alla sinistra anzi di Taibi, e fa ripartire i suoi, con comodo De Sousa. Nurchi, scambia con Gattarelli, ancora Nurchi, Gattarelli. Non ci sono spazi, difende bene l'Olympus in questa parte di gara. Ricaccia all'indietro la minaccia Osmi Garcia. Taibi, lancio lunghissimo con il petto, Borsato per Leandrigno. Sulla destra di Eugenio, un po' di spazio di Eugenio, palla fuori, occasionissima per l'Olympus con il numero 10 che non ha trovato lo specchio della porta. Bavaresco, imposta Gattarelli per il Real Team Matera. Nurchi, ottimo il fraseggio, riesce a guadagnare metri, ora sì, Bavaresco, serie di finte, lo ferma Leandrigno irregolarmente, interviene l'arbitro che comanda calcio di punizione. Esce Borsato, rientra Del Ferraro, calcio di punizione dunque per il Real Team Matera. Alla battuta il numero 4 Gattarelli, soltanto Osmi Garcia in barriera per Di Porto. Fischia l'arbitro, parte Gattarelli, si oppone come può Di Porto, calcio d'angolo per il Real Team Matera. Battuto all'indietro dove c'è Taibi, si porta il pallone in avanti sul destro, serve ancora De Sousa, dall'altra parte Bavaresco, attaccato, pressing altissimo dell'Olympus, Gattarelli difende a piano organico la squadra di casa, pochissimi spazi, recupera Del Ferraro infatti per i ragazzi in maglia giallonera. Osmi Garcia in mezzo a 2, Velasquez, intervento irregolare da dietro, non segnalato dal direttore di gara, sarà semplice rimessa in gioco. Si incaricherà della battuta il solito Velasquez. In mezzo Del Ferraro, rimpallato in un primo momento all'indietro per Osmi Garcia, palla difficile da gestire. Buono il controllo del numero 2, meno quello del numero 6, che regala il fallo laterale al Real Team Matera, che può respirare.
De Sousa, Nurki. Si fa vedere a sinistra Bavaresco che riceve 1 contro 1 con Velasquez che lo mette giù. Calcio di punizione. Quarto fallo cumulativo. Gattarelli, 1 contro 1 con Garcia. Bavaresco si porta il pallone in avanti, lo contrasta Del Ferraro. Alimenta l'azione Nurki. De Sousa in avanti, riceve ancora palla il numero 6, sbaglia il controllo, rimessa in gioco per l'Olympus. Velasquez sbaglia il controllo, può andare Gattarelli, un po' di spazio dall'altra parte, non riesce a trovare Nurki, poteva essere un'ottima chance per gli ospiti. Velasquez, è rientrato anche Marchetti per i ragazzi gialloneri. Del Ferraro, ottimo l'anticipo da parte di De Sousa, rimessa in gioco per i padroni di casa, contestata dagli ospiti. Osni Garcia si porta la palla sul sinistro, angolo di tiro ridotto, palla fuori. C'è un cambio per il Real Team Matera, esce Bavaresco, entra Dulcis. Imposta l'azione la squadra in maglia bianconera, lancio lunghissimo in avanti, esce con i piedi di Porto che subisce anche un colpo da Gattarelli. Non ci sono problemi per l'estremo difensore di casa, battuta la rimessa. De Sousa con la suola all'indietro dove c'è Gattarelli, scambiano i due, lancio in avanti difficilissimo da controllare da parte di Nurki, rimessa in gioco per l'Olympus Olgiata e fuori il gol del vantaggio. Marchetti, Osni Garcia, 1 contro 1. Velasquez murato da 3 avversari, non riesce a trovare Marchetti. Lungo rilancio di Taibi, impreciso l'estremo difensore ospite. Alla rimessa andrà Del Ferraro. Marchetti controlla bene e scarica per Velasquez, c'è solo da quest'altra parte, riceve Del Ferraro, si fa vedere Garcia dall'altra parte. Osni Garcia, 1 contro 1, si libera per il tiro, palla che sbatte sul palo di sostegno della rete, fuori però. Taibi con le mani, corto per Nurki. Del Ferraro in scivolata, innesca subito il contropiede. Marchetti è sfortunato nel rimpallo, giusta la decisione dell'arbitro. Pressing altissimo dell'Olympus. Gattarelli per Nurki, ancora Gattarelli, messo giù, non c'è fallo questa volta, dunque Osni Garcia. Del Ferraro a sinistra per Osni Garcia, face to face con Nurki, se ne è Osni Garcia, la parata incredibile da parte ancora una volta di Taibi, calcio d'angolo. Il corner dovrà essere battuto dall'altra parte, si incarica Velasquez di eseguire. C'è un fallo in attacco, calcio di punizione per gli ospiti, quinto fallo cumulativo. Chiama il calcio di punizione, dunque adesso viene battuto. Nurki deve stare attento ora all'Olympus, al prossimo fallo ci sarà il tiro libero. Nurki attaccato da Borsato, deve liberarsi del pallone, c'è Velasquez che la intercetta, tenta la conclusione, Murata ancora in fallo laterale. Time out
chiamato dall'Olympus Olgiata. Può riprendere ora la gara, si fa vedere Borsato, va al tiro, anzi era dalle molle, rimpallato in out, rientra Massa per gli ospiti, non si intendono pericolosamente i due avversari, i due compagni di squadra, scusate, allora contropiede, Dulcis preferisce ricominciare, deve essere una grande occasione in contropiede, Bavaresco tenta la conclusione deviata del Di Porto, evita il calcio d'angolo e serve subito del Ferraro. Osmi Garcia, Borsato, 1 contro 1 con Gattarelli, all'indietro, sempre Osmi Garcia, Borsato si libera per la conclusione deviata, si ferma Massa per far ripartire i suoi con calma, verticale sbagliata, intercetta Borsato, attaccato regolarmente da dietro, fallo laterale, Osmi Garcia, del Ferraro si fa vedere dall'altra parte, c'è e riceve dalle molle, chiusa a riccio la difesa del Real Team Matera, Dulcis protegge la rimessa in gioco e fa respirare la sua squadra, Massa, Gattarelli, Bavaresco allarga da quest'altra parte dove c'è Dulcis, Taibi chiama il pallone, lo riceve, vediamo se andrà alla conclusione, così è, rimpallata, occasione in area di rigore, Gattarelli si divora il gol del vantaggio per gli ospiti, occasionissima per il Real Team Matera, a porta vuota ha cestinato un'ottima chance Gattarelli, dunque può ripartire l'Olympus dopo lo spavento, Borsato, non c'è fallo su di lui, triangolo buono ancora, Borsato va giù, non c'è fallo, contropiede, 2 contro 2, Bavaresco trasmette per Dulcis, l'intervento regolare da dietro di Dalle Molle, 3 minuti e mezzo alla fine di questo bel primo tempo, rimessa in zona alta, battuta, palla Taibi, va in porta Taibi, deviato Leandrigno, Osmi Garcia tenta la conclusione, viene messo giù, c'è un calcio di punizione in favore dei padroni di casa, Osmi Garcia, la battuta veloce, Borsato, intervento di Taibi che subisce anche un colpo, coraggiosa l'uscita dell'estremo difensore che rimane contuso nel contrasto.
colpo al volto per Taibi, che ha sventato comunque un grande pericolo per i suoi. Battuta alla rimessa, Borsato, Murato. Di Porto con i piedi mette in fallo laterale, si lamentano i compagni, poteva gestire con più calma forse. Alla battuta dall'altra parte Massa all'indietro per Dulcis. Gattarelli chiede a ottenere lo scambio, Gattarelli 1 contro 1, Gattarelli in mezzo, palla che sfila sul fondo, occasione ancora per il Real Team Matera. Attivissimo Gattarelli in questa prima frazione. Borsato, Osni Garcia, Leandrigno passa e scarica dalle molle, all'indietro per Osni Garcia. Borsato, c'è un po' di spazio, prova a mettere in mezzo questo pallone, Bavaresco intercetta e mette in calcio d'angolo. Rimane fuori dalle molle, tutta in aria la squadra ospite. All'indietro c'è un po' di spazio, dalle molle, la puntata, palla che resta in aria, deviata da Leandrigno, spazio a sinistra per Dulcis. Ha rischiato il Real Team Matera, ma se l'è cavata. Dulcis, Massa, Bavaresco, si porta in avanti la squadra in maglia bianconera. Massa da quest'altra parte dove c'è Gattarelli, face to face con Dalle Molle. All'indietro mantiene bene il possesso della sfera, la squadra ospite lo perde adesso. Osni Garcia 2 contro 1, Borsato per Osni Garcia, all'indietro Leandrigno, intervento pazzesco in ripiegamento da parte di Gattarelli che sventa un'occasionissima per l'Olympus Olgiata. Calcio d'angolo, all'indietro c'è Leandrigno che riceve ancora Borsato, la parata di Taibi, ancora Borsato, Gattarelli si immola. Si accende il match in questo finale di primo tempo, 2 minuti alla fine. Leandrigno contro Bavaresco, scarica per Borsato, si porta la palla sul sinistro, deviato il suo passaggio da Dulcis. Borsato dall'altra parte, Leandrigno 1 contro 1 con Bavaresco, scarica per Del Ferraro, ancora Del Ferraro, salva tutto Bavaresco, deve liberarsi del pallone. Massa lo fa bene, Dalle Molle scambia con Del Ferraro, rientra in questo momento il capitano dell'Olympus Velasquez. Leandrigno, Del Ferraro, scambia ancora molto bene l'Olympus Velasquez. Del Ferraro, c'è poco spazio per l'Olympus che deve circumnavigare la difesa. Borsato prova la conclusione, alza in angolo Taibi, la vuole sbloccare con un'azione solitaria. Borsato, fuori area c'è Borsato, la palla invece è per Del Ferraro, tiro cross dove non c'è nessuno sul secondo palo. Ultimo giro di lancette del primo tempo, Taibi alla rimessa corta per Massa, lungo il lancio in avanti, completamente sbagliato. Di Porto, Del Ferraro scambia con Velasquez, si scambiano di posizione 2. Leandrigno, Del Ferraro,
Borsato attaccato da due avversari, serve Velasquez, non perde la calma la squadra di casa dell'Olympus, che vuole il vantaggio prima del fischio del finale del primo tempo. Borsato se ne va, ottimo l'intervento di Nurchi, che mette palla in out. Leandrigno all'indietro del Ferraro, controllo difficoltoso col mancino, serve comunque bene all'indietro di Porto, lancio lungo, Borsato mette giù di petto, 1 contro 1 con Nurchi, scivola Leandrigno, in mezzo però ancora Leandrigno, si immola Taibi e nel pallone finisce in calcio d'angolo, anzi no, il rimpallo sfavorisce l'Olympus, rimessa dal fondo, ma che occasione! Taibi con i piedi, la conclusione Taibi ed è un gol fantastico, pochi secondi prima del fischio finale del primo tempo il Real Team Matera si porta in vantaggio con il proprio portiere, 1-0. Clamoroso al pala Olgiata, il Real Team Matera in vantaggio. Borsato, mancano 2 secondi alla fine, finisce infatti qui il primo tempo. Sta per riprendere la gara, inizia in questo istante il match per il secondo tempo, squadre schierate a campi invertiti, da sinistra a destra l'Olympus attaccherà in questo secondo tempo, viceversa da destra a sinistra risponde in maglia bianconera il Real Team Matera. Borsato, subito prima occasione, palla che poi viene rimpallata, Osni Garcia tenta ancora di servire Borsato, nulla da fare, l'Olympus deve recuperare. Bavaresco davanti alla porta, si divora il gol del 2-0 davanti a Di Porto. Come detto, l'Olympus deve recuperare il gol a freddo subito poco prima del fischio finale del primo tempo, con un gol pazzesco firmato Taibi. In avanti Borsato, 1 contro 1 con Massa, ancora Borsato, dall'altra parte Velasquez, non ci sono spazi, si deve ricominciare da Osni Garcia. Leandrigno in surplus, dall'altra parte sbaglia il passaggio, 2 contro 2, contropiede Massa, gestisce e ricomincia da Dulcis il Real Team Matera con calma, dall'altra parte cerca ancora di farsi vedere in profondità, non può arrivare su questo pallone Dulcis, rimessa dal fondo, battuta da Di Porto. Velasquez, dall'altra parte Borsato, 1 contro 1, Borsato accerchiato da 3 avversari. Leandrigno, serve ancora il numero 8, si va a vedere Velasquez che riceve, Velasquez, Taibi fenomenale con le mani in uscita bassa. Dulcis, dall'altra parte Massa, verticale, ottimo lo scambio per Gattarelli, Dulcis fermato da Osni Garcia, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Di Porto con le mani in avanti per Borsato. Leandrigno, Velasquez alla palla sul destro, prova a metterla sul secondo palo, deviato il suo cross, l'ultimo a toccare è Bavaresco. Borsato sul destro per Velasquez con la suola, la conclusione di Osni Garcia, palla al lato. Con le mani Taibi trasmette corto per Massa, poi Dulcis guadagna un fallo laterale proprio sotto la panchina ospite. Taibi, vediamo se riproverà la conclusione, rimpallata da Leandrigno, difende palla Gattarelli, non c'è fallo. Lungo, Bavaresco è solo, stoppa di petto, in mezzo, la palla finisce fuori, incredibile, occasione sprecata da Dulcis. Soffre in contropiede l'Olympus, deve rischiare qualcosa però in questa ripresa, se vuole recuperare lo svantaggio. Leandrigno, Osni Garcia, allarga per Velasquez, 1 contro 1, face to face con Dulcis.
Leandrigno, dall'altra parte Osni Garcia. Con il destro forse c'è una deviazione, anzi no, Borsato ha tentato la conclusione. Taibi, buona la rimessa, il rilancio con le mani per Bavaresco che viene messo giù, calcio di punizione. Protesta Osni Garcia, la decisione arbitrale comunque è stata presa, chiede la distanza, fischierà dunque il direttore di gara la ripresa del gioco. Sul pallone Nurchi, soltanto Velasquez in barriera, parte Nurchi col sinistro, palla ampiamente al lato, alla destra di Di Porto. Velasquez riparte per l'Olympus, palla al piede, si fa vedere Leandrigno e riceve. Due avversari su di lui, guadagna soltanto rimessa in gioco con i piedi. Osni Garcia chiama palla, la serve a Borsato, ancora Osni Garcia. Gattarelli dice di no e si immola. Chiama lo schema Velasquez, si fa vedere Leandrigno all'indietro. Velasquez. Osni Garcia, l'anticipo secco di Nurchi, applaudito dai suoi compagni. C'è Osni Garcia libero che può ricevere. Velasquez, 3 avversari davanti, prova a servire Borsato, ricacciato all'indietro dalla difesa ospite. Leandrigno ultimo uomo, serve Osni Garcia. Sbaglia il controllo, perde palla, dunque Bavaresco se ne va, la palla sul sinistro, Bavaresco fronteggiato da Leandrigno che gli toglie il pallone, commette fallo, calcio di punizione subito battuto, anzi la palla era uscita. Osni Garcia, buono il suo ripiegamento difensivo. Nurchi prova ad andare col sinistro, colpisce male Di Porto, raso terra per Velasquez, 1 contro 1 per Nurchi. Velasquez si trascina il pallone fuori, anzi è lui a guadagnare la rimessa in gioco. Vediamo la decisione qual è. No, è per gli ospiti la rimessa. Taibi sulla pressione di Borsato guadagna un altro fallo laterale. Esce Borsato, rientra Del Ferraro. Per quanto riguarda l'Olympus, Taibi, teso il suo rilancio, palla ampiamente fuori. Del Ferraro può reimpostare l'azione, chiama palla Velasquez che si arrabbia con i suoi. Leandrigno, la scivolata perfetta di Gattarelli, il migliore in campo dei suoi. Del Ferraro, c'è Velasquez che chiede e ottiene il pallone, face to face con Nurchi. Velasquez, Leandrigno dal fondo col sinistro, palla a lato di un soffio. Nurchi pressa altissimo come sempre l'Olympus e costringe all'errore gli avversari. Del Ferraro alla rimessa, si fa vedere Osni Garcia, da quest'altra parte c'è Leandrigno che riceve in questo istante, supera la linea mediana. Osni Garcia, Del Ferraro è rientrato anche dalle molle, che ha in questo momento il pallone sul sinistro. Rimpallato il suo tentativo, dunque Taibi, rilancio perfetto, controlla Dulcis, non riesce ad andare alla conclusione, dunque Del Ferraro. Garcia rientra sul sinistro, scarica per Del Ferraro, ancora Osni Garcia, attaccato ferocemente da Gattarelli che forse ha preso una storta dalle molle, attaccato irregolarmente alle spalle, calcio di punizione da buona posizione. Ammonito anche il giocatore del Real Team Matera, in questo caso Massa.
sul punto di battuta il neo entrato Di Eugenio, che andrà col sinistro direttamente in porta probabilmente. Un solo uomo in barriera. Di Eugenio, anzi lascia ad Osni Garcia. È uno schema ancora di Eugenio. Non ci sono problemi per Taibbi. Rilancio lungo in avanti. Di Porto non interviene sul pallone bene. Guadagna comunque la rimessa dal fondo. Osni Garcia. Di Eugenio trasmette per Del Ferraro. Dall'altra parte c'è Osni Garcia. 1 contro 1. Osni Garcia va al tiro. Murato. Il pallone finisce addirittura tra le mani di Porto. Dalle molle. Del Ferraro. Attaccato Osni Garcia. Deve scaricare ancora all'indietro. Di Eugenio si ammassa e riceve. Osni Garcia col sinistro. Tentativo. Non c'è fallo su Di Eugenio. Il pallone è uscito. Sarà semplice rimessa in gioco. Rimessa subito battuta. Osni Garcia per Dalle molle. Sono usciti Velasquez e Leandrigno. Del Ferraro per Osni Garcia. Dalle molle tenta di trovare lo spazio. Del Ferraro. Esce Taibbi, veramente insuperabile. C'è un fallo commesso ai danni di Gattarelli, che rimane a terra. Ha subito un colpo, forse alla caviglia. Ammonito Del Ferraro, che ha commesso l'intervento. Calcio di punizione battuto alle dietro, dove c'è Taibbi. Serve corto Massa. Bavaresco. Azione offensiva stoppata dall'intervento di Del Ferraro, che si sovrappone tra palla e giocatore e protegge la rimessa in gioco. Subito battuta. Osni Garcia deve impostare l'Olympus sotto di un gol. Di Eugenio. Osni Garcia. Ci sono pochi spazi in avanti. Dalle molle. Tenta l'1 contro 1, poi scarica per Del Ferraro. Alla palla sul destro, serve Di Eugenio. Dal limite, Di Eugenio. Alla ancora fuori, non inquadra lo specchio della porta il numero 10. Rientra Gattarelli al posto di Dulcis. Si è ristabilito completamente il numero 4. Davvero il migliore in campo insieme a Taibbi dei suoi. Di Porto fa suo il rilancio di Taibbi e serve immediatamente Di Eugenio. È un po' di spazio, ma viene murato da Nurchi. Del Ferraro. Dalle molle. Ha il problema di girarsi dal fondo. Riesce a guadagnare comunque un buon calcio d'angolo. Dalle molle. Può andare col destro. Palla altissima. Corpo all'indietro. Bavaresco. Nurchi, c'è un po' di spazio da quest'altra parte per Gattarelli, che si era inserito. Osni Garcia guadagna il fallo laterale. Del Ferraro. Di Eugenio. Dall'altra parte Leandrigno, che è rientrato dalle molle. Ottimo il ripiegamento difensivo di Gattarelli, il solito, che guadagna anche rimessa in gioco. Con i piedi Taibbi direttamente in porta. Non è precisa questa volta la sua conclusione. Chiede la rimessa Gattarelli, non è di questo avviso il direttore di gara. Allora Del Ferraro. Dalle molle. Scambiano i due. Deve affrettare i tempi l'Olympus. Non riesce a scardinare la difesa della squadra ospite. Dalle molle. Guadagna un fallo laterale. Del Ferraro può ricevere all'indietro. Siamo nella metà campo del Real Team Matera. Del Ferraro va alla conclusione, deviata. Sarà ancora tiro dalla bandierina. Spinge l'Olympus in questa ripresa.
Si copre e riparte invece il Real Team Matera. Alla battuta il solito Leandrigno. Dalle molle, la conclusione con il petto, la parata di Taibi. È sotto pressione ora il Real Team Matera. L'Olympus Olgiata vuole il gol del pareggio. Rientra Velasquez, così come Borsato. Leandrigno, massimo sforzo adesso per la squadra giallonera. Del Ferraro, Leandrigno 1 contro 1, alla palla sul destro, serve Velasquez, c'è un po' di spazio per Del Ferraro da quest'altra parte. Velasquez, murato da 2 avversari, guadagna soltanto rimessa in gioco. Pallonetto dall'altra parte dove c'è Borsato. Bavaresco ha di fronte a sé Leandrigno, preferisce ricominciare. All'indietro dove c'è Nurchi, ha atterrato Bavaresco, calcio di punizione. Si spiega con l'arbitro Leandrigno. Sarà il direttore di gara a comandare la rimessa in gioco del pallone. Massa sul pallone. Sistema la barriera di Porto, c'è soltanto Borsato. Andrà Massa col destro. Rincorsa corta, preferisce scaricare per Taibi. Ancora Massa, pallonetto dalla parte opposta dove non può arrivare Nurchi. Del Ferraro potrà usufruire della rimessa in gioco. Velasquez ancora per Del Ferraro, allarga per Leandrigno, si fa vedere Borsato, spalle alla porta. Borsato in mezzo, Leandrigno prova a girarsi, Nurchi. Intervento difensivo perfetto del numero 8, spinge l'Olympus. Velasquez, Borsato 1 contro 1 con Massa. Ancora Velasquez, c'è Del Ferraro che chiama il pallone dall'altra parte. Velasquez fa la conclusione, murato il numero 7. Non ci sono sbocchi, tiro dalla bandierina, va Borsato e si impossessa del pallone in mezzo per Leandrigno, col tacco, la deviazione, ma c'è la parata del solito Taibi che comodamente rimette in gioco. Massa, ottimo il fraseggio degli ospiti che stanno disputando davvero una gran partita. Leandrigno recupera il pallone, il ripiegamento di Massa, calcio d'angolo. All'indietro Borsato ha di fronte a sé Nurchi. Borsato si porta la palla sul destro, Borsato, la scivolata perfetta di Nurchi che gli sporca il pallone. Velasquez, Del Ferraro, mira imprecisa, palla fuori abbondantemente. Taibi con le mani, rasoterra, difende il pallone. Bavaresco, non c'è fallo da parte di Velasquez. Adesso sì, di Bavaresco. Intervento duro ai danni di Borsato. Viene ammonito il capitano del Real Team Matera. Esce Del Ferraro e rientra Osni Garcia. Tutto questo quando mancano 10 minuti, se n'è andato anche il terzo quarto di gara. L'Olympus è sempre in svantaggio per 1-0, frutto del gol a 3 secondi dalla fine del primo tempo del portiere ospite Taibi. Osni Garcia, dall'altra parte Leandrigno, palla al piede, in mezzo per Borsato che prova il colpo di tacco lezioso, il numero 8. Taibi con le mani. Leandrigno recupera il pallone, 3 contro 2. Dall'altra parte Velasquez non trova il pallone, contropiede ancora. Osni Garcia, irregolare il suo intervento. Sarà ancora calcio di punizione.
calcio di punizione battuto dopo le proteste dei giocatori di casa. Gattarelli in due tempi la fa sua di Porto. Borsato, 2 contro 2, Borsato, il ripiegamento di Bavaresco che ricaccia via l'Olympus di Porto con le mani per Osni Garcia. Si accende il match in questo finale. Borsato, l'anticipo di Gattarelli secco, c'è il fallo ai danni di Borsato, calcio di punizione. Rimane a terra Gattarelli. Sul punto di battuta c'è Velasquez, soltanto Dulcis in barriera. Ci sono anche Di Eugenio e Borsato fuori area. Di Eugenio col sinistro sulla linea, il salvataggio di Gattarelli. Poi pallonetto di Porto, la fa sua con le mani. Di Eugenio è rientrato in campo, serve subito Velasquez, 1 contro 1 con Massa. Anzi è sempre Gattarelli che colpisce l'arbitro. Velasquez, sarà semplice rimessa in gioco. Intervento provvidenziale del solito Gattarelli. Osni Garcia. Di Eugenio. Serve Borsato. Si porta la palla sul destro, ancora Borsato per Velasquez. 1 contro 1. Velasquez alla conclusione deviata. Non ci arriva Taibi. Sarà ancora calcio d'angolo. Osni Garcia vuole la battuta veloce. Velasquez. Osni Garcia, Di Eugenio ha spazio per il tiro, preferisce servire Borsato sull'out di destra. Borsato, la conclusione Taibi, la palla che rimane pericolosamente in aria e poi fuori. Rimessa dal fondo. Time out richiesto dal Real Team Matera. Sta per riprendere il match dopo il time out. Rientra Bavaresco ed esce Dulcis per il Real Team Matera, in vantaggio come sempre di un gol. Taibi alla rimessa dal fondo con le mani. Impreciso il rilancio per Bavaresco che non può arrivare sul pallone. Osni Garcia per Velasquez. Leandrigno, verticale per Borsato, spalle alla porta, Borsato. Osni Garcia, rimpallato in angolo da Nurchi. Sarà ancora corner. Sono Borsato e Velasquez fuori area, riceve Borsato. Si porta la palla sul destro, non ha spazio per scaricare la conclusione. Osni Garcia, 2 contro 1, incredibile l'intervento. Bavaresco, di stop di suola con i pugni, l'intervento e poi c'è il raddoppio da parte di Gattarelli, il migliore in campo quando siamo giunti al minuto 12 della ripresa. Olympus Olgiata 0, Real Team Matera 2. In contropiede ha colpito la squadra ospite con il migliore in campo Gattarelli.
colpo a freddo. 8 minuti alla fine, una montagna da scalare contro ogni pronostico per l'Olympus Olgiata, sotto di 2 in casa. Borsato per Osni Garcia. Velasquez 1 contro 1 con Gattarelli, lo segue a uomo. Velasquez, non c'è fallo di Gattarelli che mette il pallone fuori. Velasquez in mezzo alla conclusione di Osni Garcia, palla sul fondo. Chiama lo schema anche la panchina, il Real Team Matera. Bavaresco, c'è un po' di spazio ora, sbaglia incredibilmente il tracciante per Gattarelli. Poteva essere davvero un'ottima occasione per chiudere probabilmente la partita. Velasquez, corto per Osni Garcia. Leandrigno, si deve ripetere la rimessa in gioco. Esce Velasquez. Borsato dall'altra parte, ancora Borsato, chiusa a riccio la difesa del Real Team Matera. Col destro Borsato, la parata incredibile in calcio d'angolo di Taibi. È rientrato anche Marchetti al posto di Velasquez. Borsato, incredibile nell'intervento di Taibi. Marchetti fermato regolarmente da Massa. Osni Garcia, sarà ancora tiro dalla bandierina. Non riesce a scardinare la difesa del Real Team Matera, l'Olympus. Osni Garcia per Borsato, c'è Leandrigno solo dall'altra parte, preferisce andare da solo Borsato. Ancora corner. Osni Garcia, la conclusione rimpallata di Marchetti. Borsato, si gioca ad una sola porta adesso. Marchetti, non c'è fallo su di lui. Marchetti, rimpallato, contropiede Bavaresco di Porto. Marchetti, c'è spazio per Leandrigno, 3 contro 2, ancora Leandrigno, messo giù. Fallo di Nurti, calcio di punizione e ammonizione per il numero 8 del Real Team Matera. (6:40 al termine). Sul pallone probabilmente, anzi sicuramente, il numero 10 dei padroni di casa, vale a dire di Eugenio. Taibi sistema la barriera, ne vuole 2. Sono Gattarelli e Bavaresco. Si defila Bavaresco, c'è soltanto Gattarelli in barriera. Parte col sinistro di Eugenio, ancora palla lì. Sull'esterno della rete Osni Garcia. Taibi con le mani ha sbloccato il match e ha effettuato numerose parate decisive, il numero 1 del Real Team Matera. Osni Garcia, dall'altra parte Leandrigno, 1 contro 1 con Nurchi, ancora Osni Garcia. Stavolta a ricevere è Borsato. Marchetti chiede palla, Osni Garcia all'indietro, deviato la conclusione di Marchetti. Borsato ha la palla sul destro, non trova spazio, poi deviato il suo tentativo, facile per Taibi. Bavaresco, pallonetto dall'altra parte, esce con il petto di Porto e serve comodamente Osni Garcia. Leandrigno deve affrettare i tempi l'Olympus, sotto dei 2. Marchetti,
L'intervento provvidenziale di Gattarelli. Inesauribile il numero 4. Borsato. 1 contro 1. Tenta di portarsi il pallone sul sinistro. Il passaggio viene intercettato. Borsato. C'è Osni Garcia all'indietro. Preferisce andare da solo. Poi col tacco Marchetti di petto. Taibi. La palla che resta pericolosamente al limite. Marchetti però la manda fuori. Resta a terra Taibi. Riprende la gara, si è ristabilito Taibi. Bavaresco, spalla alla porta, la mette fuori dalle molle. Può respirare adesso il Real Team Matera, sotto pressione per lunghi tratti, ma tremendamente cinico sotto porta. Si fa vedere De Sousa. Riceve e segna, incredibile, il gol di Bavaresco. 3-0 per il Real Team Matera, che probabilmente chiude la partita. Errore in fase di marcatura per l'Olympus Olgiata, che crolla sotto i colpi. Leandrigno giocherà con il portiere di movimento in questo frangente. L'Olympus Olgiata, vale a dire Velasquez. Osni Garcia. Velasquez. Borsato. Leandrigno sbaglia il controllo dalle molle. Deve stare attentissimo il team di casa. Borsato di testa. Leandrigno forse con la mano, non secondo l'arbitro. Osni Garcia. Leandrigno. Borsato. Osni Garcia per Velasquez. Completamente chiusa in difesa. Adesso la formazione ospite. Taibi. C'è spazio per Bavaresco. Rimontato dalle molle. La rimessa in gioco Nurchi, dietro per Taibi, va alla conclusione in porta. La rientrata di Porto. Subito fuori per Velasquez, dentro anche di Eugenio. Attrazione completamente offensiva l'Olympus. Velasquez. Sbagliato il passaggio, ma viene deviato il pallone di Eugenio. Velasquez, sempre lui in possesso del pallone, filtrante per Leandrigno. Borsato, ci sono davvero pochi spazi, copre bene il campo il Real Team Matera. Il piazzato di Borsato. Osni Garcia. Borsato forse con la mano, non c'è l'intervento del direttore di gara. Borsato 2 contro 2, alla palla sul destro di Eugenio. Per Osni Garcia. Leandrigno, la palla sull'esterno della rete, è rimasto a terra Gattarelli dall'altra parte.
si può riprendere a giocare. Taibi con le mani, esce di porto, subito per Osni Garcia. Di Eugenio, attaccato, riesce comunque a scaricare il pallone. Velasquez, Borsato, la finta, poi col sinistro, in due tempi Taibi. Si porta il pallone in avanti, Taibi, ancora lui, alla palla sul destro, sbaglia incredibilmente il passaggio. Allora Velasquez con le mani, occasionissima per dilagare per il Real Team Matera. Leandrigno, Borsato va direttamente in porta, murato da Nurchi. Velasquez attacca a piano organico l'Olympus di Eugenio, ancora Velasquez, la riapre lui quando mancano 3 minuti alla fine, il gol del 3-1 per l'Olympus. Finale tutto da vivere al Palauggiata, la riaperta Velasquez. Gattarelli, morbido in avanti, Osni Garcia di testa, di Eugenio. Deve accelerare l'Olympus. Borsato. E anche stanca adesso la squadra ospite che ha speso tantissimo. Borsato, di Eugenio. Ancora Borsato. Sul fondo, Osni Garcia. Attaccato, mette in mezzo sulla linea Nurchi. Incredibile. Velasquez, di Eugenio. Osni Garcia rimpallato in fallo laterale. Velasquez di testa, Leandrigno la traversa e poi il 3-2 firmato da Osni Garcia quando mancano 2 minuti e 30. Finale tutto da vivere al Palauggiata. Incredibile quanto sta accadendo. Stanno recuperando i padroni di casa, l'inerzia di gara è a favore loro. Calcio di punizione, fallo di Bavaresco, quinto fallo cumulativo. Si deve ripetere il calcio di punizione. Quinto fallo cumulativo. Di Eugenio, battuto corto per Borsato. Di Eugenio. C'è Osni Garcia sul fondo completamente solo. Lo ignorano i compagni. Leandrigno. Se ne va sull'auto di sinistra. Osni Garcia. Buono gioco di gambe. Attaccato da Nurchi che gli mette il pallone in out. 2 minuti al termine. Velasquez. Borsato. Intercettato il suo filtrante per Leandrigno. Velasquez, sempre lui a giostrare le azioni offensive. Di Eugenio. C'è Velasquez, sempre solo. Borsato alla palla sul destro. Sul secondo palo non può arrivare Osni Garcia. Sempre il numero 8 Borsato. 2 avversari di fronte, scarica all'indietro. Leandrigno, dall'altra parte di Eugenio. Osni Garcia non può trovare il pallone. Velasquez, forcing impressionante dell'Olympus. Passaggio sbagliato. Non c'è fallo su Nurchi, anzi sì, calcio di punizione. Ed è il quinto fallo cumulativo, ammonizione per Osni Garcia. Al prossimo fallo sarà tiro libero.
battuto corto. Recupera Leandrigno, Taibi con i piedi, spedisce il pallone in tribuna. Time out richiesto dall'Olympus. Riprende la gara, 1 minuto e 15 al termine. Leandrigno, Borsato, si fa vedere il solito Velasquez. Di Eugenio, Taibi, anticipato da Osni Garcia. Non trova il pallone il portiere, contropiede. C'è soltanto Velasquez in porta, fallo, c'è calcio di punizione, sarà tiro libero dunque per il Real Team Matera. Viene ammonito per le proteste eccessive Borsato. Tiro libero dunque, lunghissima rincorsa di Bavaresco che andrà contro Di Porto. Parte Bavaresco. Suo destro la parata di Di Porto. Rimane in campo il pallone. Ancora Bavaresco, si porta la palla sul destro, Bavaresco sul secondo palo. Clamoroso l'intervento nel ripiegamento di Leandrigno. Anticipo di Gattarelli, Bavaresco, ancora lui, attaccato in mezzo Leandrigno, non fa partire il contropiede, in scivolata Bavaresco, all'indietro per Massa. Taibi con i piedi, lunghissimo, non può arrivare Bavaresco. Meno di 30 secondi al termine in questo momento, il risultato è sempre di 3-2 per gli ospiti. Leandrigno deve affrettare i tempi l'Olympus. Sbaglia lo stop Borsato, si spiega con Leandrigno. Può respirare il Real Team Matera. Lancio lungo in avanti, Leandrigno scivola, ma riesce comunque a servire il compagno Velasquez. Borsato, 1 contro 1, Borsato, calcio d'angolo. 15 secondi al termine, dal corner il numero 8, c'è Velasquez solo, servito. 10 secondi al termine, Osni Garcia per Borsato, in mezzo, dall'altra parte viene messo giù Osni Garcia, non c'è calcio di rigore, contropiede, il pallone finisce in rete, il gol di Bavaresco, la chiude lui, finisce 4-2 per il Real Team Matera. Incredibile quanto successo al Pala Olgiata, successo preziosissimo per gli ospiti che si portano così a 28 punti in classifica con una grandissima partita